Davide Benetti, che ci dirà il suo parere su questa partita, che non è stata sicuramente una partita di grande piacere per il Requaro. Cosa ci dici di questa partita? Allora, intanto buonasera a tutti. Sì, stasera è stata una partita difficile, molto difficile. Abbiamo avuto un approccio completamente sbagliato e quindi quando cominci così e stai disunito non ti aiuti, succedono queste cose. I primi, mi pare che abbiamo preso 5 gol in 4 minuti, ci siamo proprio lasciati andare e questo non deve più succedere. Sarà una lezione per la prossima partita. Noi siamo nuovi in questa categoria e nonostante abbiamo già giocato la Coppa Italia abbiamo avuto un approccio che non va bene, insomma adesso cercheremo di lavorarci. Poi il secondo tempo abbiamo cercato di giocare lo stesso, di fare meglio che potevamo e alla fine è venuto fuori anche abbastanza un buon secondo tempo. Dobbiamo ripartire da lì sapendo che non dobbiamo più fare degli inizi così brutti. Sì, hai ragione, bisogna anche dire che il livello di questo Correggio è sicuramente molto alto. Hanno dei giocatori di ottimo valore e anche una squadra con dei cambi sempre che resta, diciamo, a ritmi sempre molto elevati. Questo è un discorso che vale, però vorrei anche chiederti le prospettive di questo Requaro, che secondo me ha un buon team di giocatori. Quindi tu cosa pensi come pensi si possa presentare, come pensi si possa fare durante questo campionato di A2? Allora, il nostro obiettivo, l'abbiamo sempre detto dall'inizio, è quello di salvarci tranquillamente. E se poi viene fuori qualcosa in più, tanto meglio, noi cercheremo di fare il meglio possibile. Penso che la nostra squadra sia di valore, però bisogna lavorare tanto in settimana, facciamo solo 2 allenamenti e bisogna ripartire da 2 allenamenti fatti alla grande se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, insomma. Quindi bisogna ripartire l'allenamento, stare tranquilli, concentrati. Oggi è stata una brutta partita, può succedere, però dobbiamo imparare sempre qualcosa dalle sconfitte. Diciamo che era prevedibile che non fosse una partita facile, quindi ti ringrazio, saluto tutti gli spettatori e ringrazio tutti quanti. A buon sentirci la prossima partita.